Nessun approfondimento ulteriore, la Pedemontana procede com'è, il governo esclude l'opera da quelle che devono essere sottoposte all'analisi costi-benefici, la soddisfazione di Zaia, opera trasparente. Oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali scaricati di notte da ignoti a Castelfranco, i carabinieri del NOE hanno denunciato 3 rom e 9 tra imprenditori e dipendenti che smaltivano illecitamente gli scarti. Vino dall'est Europa per produrre spumante, sequestrate dalla Guardia di Finanza in una cantina trevigiana, bottiglie per 800.000 euro. Fotografa i ladri che scavalcavano la recinzione della sua casa e chiama il 113, furto sventato dall'intraprendenza dei padroni di casa, è accaduto la scorsa notte a Treviso. Furibonda lite per futili motivi tra pazienti nel pronto soccorso di una struttura sanitaria del Padovano, vetrata in frantumi, intervengono le forze dell'ordine. Non c'è pace per il ponte di Calatrava, gradini in vetro troppo scivolosi andranno sostituiti, lo ha deciso il Comune di Venezia di fronte alla quantità di richieste di risarcimento danni. Per la prima volta in Veneto è stata portata a termine una procedura di donazione a cuore fermo, polmoni, fegato e reni espiantati da una paziente il cui cuore non batteva, è accaduto all'azienda ospedaliera di Padova. Buonasera, ben ritrovati dall'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, la questione delle grandi opere in primo piano perché non è necessario alcun approfondimento, la Pedemontana procede così com'è, la conferma nel DEF positivo, commenta il governatore del Veneto Luca Zaia, il servizio. Pedemontana esclusa nel DEF, il documento di economia e finanza, dall'analisi costi-benefici. La superstrada in costruzione, 94 km che collegheranno Treviso a Vicenza, incassa di fatto il via libera del governo, senza dunque che nessuno sollevi obiezioni sull'infrastruttura. Nel documento redatto dall'esecutivo la nuova arteria viene esclusa da ulteriori verifiche e approfondimenti. Basta dunque tentennamenti, l'opera va avanti come stabilito, sebbene a livello regionale il Movimento 5 Stelle abbia a più riprese ribadito la propria contrarietà all'intervento e promesso battaglia in tutte le sedi, compresa Roma, dove il consigliere pentastellato Jacopo Berti si era impegnato a portare all'attenzione del governo quello che giudica uno scempio ambientale. Nulla di tutto questo e il contenuto del DEF lo conferma. È un importante tassello, però è bene chiarire che non abbiamo nulla da nascondere. Voglio ricordare che ho ereditato questa infrastruttura che era di fatto un'opera incagliata, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, vale 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 14 caselli e 36 comuni. Un'opera strategica, l'abbiamo riesumata, l'abbiamo salvata dall'incaglio e proprio per questo abbiamo coinvolto fin da subito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Avvocatura dello Stato e la Corte dei Conti. Altre opere come il Terzo Valico, la Torino-Lione o la stessa Pedemontana Lombarda finiranno sotto la lente di ingrandimento dell'esecutivo, che evidentemente ritiene invece sufficienti i monitoraggi in corso da parte della Regione Veneto sulla Pedemontana. È come un palazzo di cristallo trasparente, chi vuole vedere i conti sono a disposizione, anzi sono online, nel senso che tutte le informazioni sono a video, però ben venga questa presa di posizione nel DEF che quantomeno toglie ancora queste ombre di dubbio che qualcuno continua ad avere. Opera miliardaria su cui si sono concentrate anche forti critiche e insinuazioni. Zaia, come da suo stile, non si scompone. Se qualcuno ha qualcosa da segnalare, invece di fare polemiche, va in procura e fa una denuncia. Almeno avremo capito se quella denuncia è fondata e allora ci saranno dei condannati. Se è infondata ci sarà qualcuno che dovrà rispondere di calunnia. Vino dall'est Europa per produrre spumante commercializzato come italiano, maxi sequestro della Guardia di Finanza in una cantina della marca trevigiana. Sentiamo. Frizzanti bollicine commercializzate sugli scaffali dei supermercati come spumante trevigiano, che in realtà erano realizzate con vino prodotto in un paese extraeuropeo in barba alla normativa comunitaria. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato quasi 200.000 litri di spumante, oltre 100.000 bottiglie in una nota cantina della marca. 21 etichette risalenti a 17 lotti diversi, pronti per essere venduti alla grande distribuzione per un valore di circa 800.000 euro. La nostra analisi aveva evidenziato che esisteva in provincia di Treviso e quindi in un'area sottoposta alla nostra vigilanza una cantina importante, parliamo di una cantina con un volume d'affari di oltre 30 milioni di euro, che acquistava in maniera per noi anomala, trovandosi collocata in una zona
con una produzione straordinaria di vino, andava ad approvvigionarsi di materia prima in un paese extracomunitario. Il vino, proveniente da un paese dell'est Europa, veniva poi sottoposto alla spumantizzazione e venduto come italiano. Oltre alle bottiglie sono stati sequestrati altri 110.000 litri di vino sfuso che era ancora in lavorazione nell'ambito della cosiddetta seconda fermentazione, con l'aggiunta appunto del vino extracomunitario. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno verificato che queste operazioni andavano avanti dal 2013, quando l'azienda aveva cambiato proprietà. Alla ditta, parte di un gruppo con sedi anche all'estero, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 240.000 euro. L'operazione consentiva alla cantina, oltre al risparmio sull'acquisto della materia prima, anche una maggiore appetibilità sul mercato del prodotto spacciato per trevigiano. Una cantina collocata in questo territorio che produce vino italiano veneto di Treviso ha un potenziale di penetrazione nei mercati sicuramente maggiore rispetto ad un competitor diverso di altre località e soprattutto di paesi non comunitari che non hanno la stessa tradizione vitivinicola nostra. Il Ministero delle Politiche Agricole ha disposto che i prodotti vinicoli sotto sequestro, non essendo commercializzabili, vengano inviati in distilleria per la produzione di aceto a fini industriali. Oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali scaricati di notte da ignoti. Dopo mesi di indagini, i carabinieri del NOE hanno denunciato 3 rom e 9 tra imprenditori e dipendenti che smaltivano illecitamente gli scarti in provincia di Treviso. Sentiamo. 16 enormi sacchi di rifiuti speciali da 200 kg ciascuno abbandonati nottetempo nel piazzale di una ditta di Castelfranco Veneto. Grazie all'analisi del contenuto e alle telecamere di videosorveglianza del comune, gli autori dello scarico abusivo sono stati rintracciati e con essi una serie di aziende che si serviva di 3 soggetti rom, una donna e 2 uomini appartenenti alla stessa famiglia, per disfarsi illecitamente di scarti per il cui smaltimento altrimenti avrebbero dovuto pagare. I carabinieri del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, in collaborazione con Polizia Locale e ARPAB, hanno denunciato oltre ai 3 rom altre 9 persone, tra titolari, soci e dipendenti di 6 ditte con sedi nelle province di Treviso, Padova e Venezia, tutti indagati per gestione illecita dei rifiuti. Proprio una ditta padovana che si occupa di verniciatura industriale aveva dato incarico ai rom di disfarsi di quei sacchi. I militari hanno documentato numerosi altri episodi analoghi. Un plauso all'operazione è arrivato dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha ricordato come i danni che possono provocare i rifiuti non gestiti correttamente si scarichino sulla collettività. Non possiamo abbassare la guardia su questo fronte, ha concluso, che tra l'altro si può prestare a infiltrazioni da parte della malavita organizzata. La Polizia Municipale di San Bonifacio ha intercettato e bloccato l'autista di un pulmino scolastico trovato con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro. L'intervento dei vigili è stato compiuto sulla base di una segnalazione fatta da alcuni genitori. Nel frattempo le polizie locali della provincia di Verona sono impegnate su input del prefetto Scaligero nei controlli dei bus scolastici e dedicati alle gite scolastiche. Solo la Polizia Municipale di Verona nel corso dello scorso anno scolastico ha controllato 434 bus. Incubo spaccate a Padova, un sospiro di sollievo tra i commercianti dopo l'arresto di uno dei presunti autori. Siamo andati in Galleria Borromeo dove sono stati colpiti quasi tutti i negozi. Sentiamo. Ci sentiamo, come ci sentiamo? Alleggeriti, leggermente alleviati, nel senso siamo contenti che comunque abbia avuto inizio una svolta. E staremo a vedere adesso la prosecuzione del tutto, perché comunque lo stesso questore ha detto che non opera da solo, ci sono altre persone. Speriamo si arrivi sempre all'obiettivo finale, che è quello di porre fine a tutto questo trambusto che si è creato. Hanno dormito sonni più tranquilli stanotte i commercianti di Padova. In Galleria Borromeo sono stati colpiti quasi tutti i negozi. Guido, un bistrò aperto da pochi mesi di spaccate, ne aveva subite 2, l'ultima 15 giorni fa. Tranquilli, ma non troppo. Secondo me non è lui. Io penso questo, troppo facile, non può aver fatto da solo tutte quelle cose là, secondo me c'è qualcosa sotto e riandranno a rubare. Speriamo, se l'hanno preso, bravi loro, e speriamo che non venga più nessuno. Già che ne abbiano preso uno è una buona notizia. Poi sì, quello che confidiamo noi è che finalmente
rimangono anche dentro, che non vengano fuori il giorno dopo, perché sennò siamo appunto a capo e mi sembra che anche l'altro giorno le forze d'ordine si stanno andando a fare, ne stanno anche prendendo più di qualcuno, però anche chi ruba il giorno stesso purtroppo è fuori. Sono aumentati i controlli in queste settimane, gli effetti si sono visti. Adesso la richiesta è una: servono le telecamere del comune e al più presto. Metteremo anche delle telecamere interne, perché esternamente io rimango della convinzione che, essendo un uso privato ma pubblico, parlo della galleria, il comune debba fare la sua parte. Più di una, anche una decina qua sotto, perché è una galleria, è tutta chiusa, da fuori non vedi niente, quindi ci può stare anche più di una, e in tutta Padova anche più di una. Io dico che il comune, solo dai plateatici dei locali, senza pensare alle tasse che raccoglie da ogni solo, ma solo dai plateatici che ci sono nei locali, prende svariate migliaia di euro ogni anno, quindi reinvestire anche solo una piccola parte in sicurezza, anche focalizzato qua in galleria, non sarebbe male, ecco. E da oggi è stato convalidato il fermo del tunisino accusato appunto di aver messo a segno diverse spaccate in centro a Padova. Ma continuiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso. Fotografa i ladri che scavalcano la recinzione della sua abitazione e chiamano il 113. Furto sventato dall'intraprendenza dei padroni di casa è accaduto la scorsa notte in Restera a Treviso. Sentiamo. Ecco la fotogallery che immortala i due ladri mentre con agilità felina scavalcano la recinzione dell'abitazione dopo essere stati scoperti dai proprietari. Siamo in via Alzaia a Treviso, è da poco passata la mezzanotte quando il padrone di casa sente dei rumori metallici provenienti dalla porta d'ingresso. Dallo spioncino vede due persone con il volto coperto da cappucci che stanno tentando di forzare il portoncino. Così, mentre la moglie telefona al 113 e racconta in diretta quanto sta accadendo, il marito dalla finestra li immortala con la fotocamera del cellulare, mentre vistisi scoperti i due cercano di scappare. Immediato l'intervento di una pattuglia delle volanti. E noi siamo arrivati dopo pochi istanti mentre loro stavano scavalcando proprio il cancello del giardino del privato. I due, un trevigiano di 25 anni ed un bengalese di 18, sono stati arrestati. Lo straniero è stato anche segnalato per il possesso di 2 grammi di marijuana. Sempre nella notte, nello stesso quartiere, sono stati segnalati anche altri 2 tentativi di furto, non si sa se messi a segno dalle stesse persone. Il potenziamento dei controlli disposto dal questore di Treviso per contrastare i furti in abitazione sta dando i frutti auspicati. Sono già 7 le persone arrestate dalla polizia da sabato ad oggi per reati di tipo predatorio. Fondamentale la collaborazione dei cittadini nell'effettuare segnalazioni tempestive. Questo è un aspetto ovviamente fondamentale, soprattutto con questa tipologia di reati. Più le segnalazioni sono tempestive, più sono qualificate, più ovviamente gli operatori della sala operativa 113 riescono immediatamente a trasferire alle volanti sul territorio tutto ciò che è necessario per riuscire a operare tempestivamente e, come nelle ultime settimane, riuscire a mettere a segno una serie di operazioni importanti contro questa tipologia di reati. Da Vicenza, sparito 1 milione di euro a 3 soci in affari ignari, pagavano i clienti in bitcoin falsi. Una moneta virtuale per giunta falsa, non ci sono limiti alle truffe. Una coppia formata da un piemontese e un romeno, ma le generalità potrebbero essere anch'esse fasulle, avevano convinto 3 imprenditori vicentini che lavoravano soprattutto con l'estero ad usare la moneta misurata in bit. I primi affari da poche migliaia di euro erano andati a buon fine, quindi i 3 hanno stipulato un accordo, spedito i bonifici milionari e ottenuto i bitcoin. Ma il primo cliente thailandese, pagato da uno dei 3, ha subito fatto venire a galla la truffa, ma gli intermediari della moneta erano già spariti e con loro 1 milione di euro. La procura ha avviato un'indagine. A Venezia ora con la novità che riguarda il ponte di Calatrava, troppi risarcimenti danni in 10 anni chiesti al comune, ecco quindi che l'amministrazione corre ai ripari e decide di sostituire gli scalini in vetro. Sentiamo. Attraversa spesso questo ponte, il ponte di Calatrava? Ogni giorno perché lavoro qui vicino. Quindi ha mai avuto difficoltà a camminare anche specialmente lungo gli scalini in vetro? So che lo chiamano il ponte dei caduti, no? Sì, lo attraverso tutte le settimane. Per lavoro, per studio? Per lavoro, perché lavoro qua a Venezia. Sì, lo faccio spesso, quindi è ottimo. Diciamo di sì, però insomma
proprio una bella figura da fare davanti a tutti. Beh, sicuramente sono successi un sacco di... Cioè, è successo più volte, penso che persone siano cadute, le ho viste personalmente. Mi ritengo fortunata perché al massimo sono inciampata, quindi facendolo spesso, diciamo, mi è andata bene. Qui gli scalini in vetro non sono affatto sicuri, specie quando piove o con giornate di forte umidità. Troppa la gente che cade, troppe le cause di risarcimento. Ecco che il ponte della Costituzione, più noto con il nome del suo costruttore, Calatrava, cambierà volto. Il comune corre infatti ai ripari e decide di sostituire 8 doppie lastre in vetro con la tracchite. Ottima cosa, anche perché penso che per gli anziani comunque sia abbastanza problematica la situazione, adesso con l'arrivo dell'inverno si va a complicare. Il costo per gli 8 scalini si aggira sui 30.000 euro. Penso che sia stato un dispendio di denaro pubblico il ponte progettato in questo modo. Un architetto non deve guardare solo all'estetica ma anche alla funzionalità. Quindi è giusto sostituirli questi scalini? Giusto perché si rimanda a, cioè non si può rimandare mantenere una cosa in queste condizioni precarie, però bisogna vedere appunto come verrà finanziata questa sostituzione. Beh, io non lo faccio mai, quindi sì, e quindi tolgono il vetro e poi cosa mettono? Lo sostituiscono con un altro materiale, con la tracchite. Sarà più... così non si scivola più. Sarà meglio così. Questo è meglio. Cioè, questo qua è preferibile perché ci sono anche persone anziane che possono scivolare, però ecco, uno basta che cammina verso la parte centrale del ponte e il problema è risolto, però è giusto, se c'è questo problema, risolverlo. Una furibonda lite al pronto soccorso tra un cittadino italiano ed uno straniero, probabilmente un romeno. L'episodio è accaduto in una struttura sanitaria del Padovano. Vediamo. Chiamate la polizia! Una violenta lite, prima verbale, poi qualche spintone. In sottofondo, dopo lo scoppio della vetrata dell'accettazione del pronto soccorso di una struttura sanitaria del Padovano, anche il pianto di un bambino. Il prima e il dopo non si conoscono, ma tutto era iniziato così, sulla base di un video girato sui social e adesso eliminato. Non ce la faccio più da dolore, per piacere, lasciatemi stare. Uno straniero si lamenta di un dolore acuto, con lui una donna e un bambino, lamenti concitati, la voce che si alza, poi l'intervento di un italiano presente nella struttura. Qua siamo in Italia, forse non hai capito, se no te ne torni al tuo paese. Va bene? Impietoso, il telefonino di un altro paziente documenta quanto sta accadendo, un battibecco che di attimo in attimo sale di tono. Alla fine alle parole si aggiunge il contatto fisico. Non mi toccare che io ti chiamo subito, i carabinieri ti faccio dei guai. Mi stai? Hai capito? Qua siamo in un luogo pubblico, tranquillato Nicola, ti spingo. Le urla continuano, i pazienti in attesa chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, alle quali si è rivolta la struttura sanitaria. Chiamate la polizia. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sanità con una nuova frontiera della medicina perché è stato eseguito a Padova per la prima volta in Veneto un trapianto a cuore fermo. Sentiamo. Per la prima volta in Veneto è stata portata a termine una procedura di donazione a cuore fermo. In sostanza sono stati espiantati da un paziente il cui cuore non batteva più polmoni, fegato e reni donati a pazienti che si trovavano in lista d'attesa. È accaduto all'azienda ospedaliera di Padova, un'ulteriore opportunità
resa pienamente possibile dalla normativa vigente e dalle attuali tecnologie, per offrire, dopo la diagnosi di morte, a coloro che si sono espressi in vita a favore della donazione l'opportunità di vedere concretizzata la loro volontà, nonché un potente strumento per l'ampliamento della proposta di organi destinati ai pazienti in lista d'attesa al trapianto. In Veneto il programma di donazione a cuore fermo era attivo dall'inizio del 2017 presso l'azienda ospedaliera di Padova. Nello scorso anno erano stati gestiti 4 potenziali donatori, ma a seguito delle valutazioni di idoneità e di sicurezza per i riceventi non era stato possibile procedere al loro impiego. Prima di tutto esprimo cordoglio e gratitudine alla donatore e alla sua famiglia per un gesto di generosità che è sempre straordinario. È grazie a loro e all'efficacia e alla professionalità dell'organizzazione che la sanità veneta ha varcato una nuova frontiera, ha affermato il presidente della regione, Luca Zaia. Attualmente in Veneto sono più di 1200 i pazienti in attesa di un organo per trapianto. È uno sport che in Veneto conta oltre 6.000 tesserati, è la disciplina delle bocce che sabato vedrà ai nastri di partenza il campionato di Serie A. Sentiamo. Il bravo giocatore di bocce deve avere qualità atletiche, fisiche e soprattutto anche di concentrazione mentali. Toglietevi dalla testa le immagini tradizionali di un gioco di bocce solo per pensionati e affini. Qui si fa sul serio e il Veneto è uno dei grandi protagonisti di un mondo sportivo ricco di talenti, gare e sfide sul filo della tecnica e della potenza. Sabato al via il campionato di Serie A1 per la Federazione Italiana Bocce, che nella nostra regione conta un esercito di atleti appassionati. Abbiamo 6.500 tesserati, soci e agonistici, abbiamo una buona attività giovanile, femminile e poi facciamo tantissime manifestazioni durante l'anno. Sono giocatori che vanno anche a rappresentare la nostra nazionale e quindi siamo molto orgogliosi del lavoro che stanno facendo i nostri tecnici e le nostre società. Gare al via dunque per entrambe le specialità della disciplina, la classica raffa e le bocce al volo. E il Veneto può contare su squadre di altissimo livello. Per la prima specialità, le punte di diamante come il Monastier, già campione del mondo di categoria, e il Villafranca di Verona. Per la seconda specialità, il 90 di Piave e la Pontese di Ponte di Piave. Nel suo palmarès anche il titolo europeo. Uomini e donne, uno sport senza barriere e che negli anni ha vissuto una grande trasformazione. Sulla raffa è cambiato che abbiamo messo i campi sintetici, quindi abbiamo i campi veramente all'altezza della situazione, quindi non sono più i campi che avevano una volta quando si giocava così, tanto per dire con l'ombra, ma adesso sono campi tecnicamente importanti. E poi abbiamo una specialità di volo che sui giochi tradizionali, soprattutto staffetta veloce, fanno la differenza. E poi l'età, ci sono grandi talenti anche under 18, i giovani non mancano, anche se dice il presidente si potrebbe fare di più. In ogni caso le bocce come sport solo per maturi e anziani è un mito da sfatare. Sfatiamo questo mito ma non lasciamo perdere il sociale, perché noi siamo molto attenti anche al sociale, quindi abbiamo uno sport chiamato così per tutti, quindi tutti i nostri anziani, tutti i nostri giocatori possono giocare tranquillamente a bocce con la partita tradizionale. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, 20:10 torna come sempre dopo i TG e punta questa sera sulla simpatia, ospiti in studio i Papu, Ramiro Besa e Andrea Appi. E poi la nostra prima serata torna a grande richiesta questa sera a partire dalle 21:15, lo speciale dedicato alla tragedia del Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre del 1963, interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Questa sera quindi appuntamento con il documentario sul Vajont a partire dalle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre il meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di venerdì 12 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, tuttavia il cielo si presenterà più nuvoloso nelle prime ore del giorno, poi ampio soleggiamento su tutte le province, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube sparsa, non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 14 e 17 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi quasi su tutti i settori. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 15 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori settentrionali della nostra regione, ma migliorerà molto presto. Temperature minime tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Per ora dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.